Uno dei Lorenzi collegato con noi via Zoom è Lorenzo Andreotti, che spero di vedere al più presto, e quindi lo chiamo. Lorenzo Andreotti, ci sei? Sì, come no. Eccolo Ciao qua, Mimmo. ciao Lorenzo Andreotti. Lorenzo Andreotti è un Ciao. giornalista, è un collega. Io non vi ho detto chi sono, io sono Mimmo Vita e sono il responsabile dell'ufficio stampa di Veneto di Cultura, ma chiuso questo andiamo veloce. Lorenzo Andreotti è un collega, giornalista dell'Informatore Agrario, vedete lui ci segue in questo momento da Verona, dalla sede della redazione dell'Informatore Agrario. L'Informatore Agrario collabora con noi e noi collaboriamo con loro per queste iniziative. Allora, una battuta, Lorenzo, tu starai con noi tutto il pomeriggio, quindi avremo modo poi di approfondire, prego. Certo, allora sto con voi molto volentieri tutto il pomeriggio perché la tematica dell'irrigazione, come è stata ben illustrata, no, all'inizio dal professor Marinello, che peraltro, con il quale peraltro mi complimento anche perché è entrato da poco a far parte del nostro comitato scientifico, del comitato scientifico dell'Informatore Agrario. È importantissima, è stato citato più volte, no, la problematica del cambiamento climatico, della mancanza di acqua, degli stress idrici, delle difficoltà che hanno le culture, è anche cronaca di questi ultimi giorni, no? Le difficoltà che stanno incontrando le grandi culture estensive come il mais e in realtà anche gli stress che hanno incontrato qualche settimana, qualche mese fa, le culture a paglia e cereali a paglia. Quindi tutto ciò che aiuta in campagna di fatto a gestire meglio l'irrigazione, da un punto di vista dell'efficienza però irrigua, come si diceva, cioè cercando di sfruttare al meglio l'acqua che abbiamo a disposizione, è fondamentale in campagna, è fondamentale sia per la redditività dell'agricoltore, sia per quelle richieste di maggiore sostenibilità ambientale che l'Europa fa continuamente ai nostri agricoltori, perché è vero che il Green New Deal richiede, no, un migliore impiego degli agrofarmaci e dei fertilizzanti. È altrettanto vero che però è fondamentale per avere una buona sostenibilità ambientale delle nostre culture, utilizzare al meglio, sfruttare al meglio, diciamo, ecco, la risorsa acqua. L'agricoltura di precisione e le nuove tecnologie, in questo senso, dalle più semplici, come quelle che ha fatto vedere il professor Marinello, un semplice DSS, no? Che poi può essere anche un'app sul cellulare, per arrivare fino ai pivot che leggono lo stato idrico delle culture o i sensori di umidità del suolo e via dicendo, sono tutti strumenti fondamentali che possono aiutarci in questo percorso che è assolutamente inevitabile, voglio Sì. dire, ecco. Non Il diciamo vecchio tutto modo di adesso, irrigare. Lorenzo, non diciamo tutto adesso perché sennò poi non sappiamo più No, che no, cosa certo, dire. certo. Allora chiedo No, no, scusa ho a finito, ho tutti. finito. Allora siamo perfettamente peraltro in orario con i nostri tempi, la nostra scaletta eccola qua. Allora, da Lorenzo Andreotti, stai là con noi cortesemente, passiamo a Lorenzo Benvenuti dopo aver intervistato Lorenzo Furlan. Vedete, ho detto che qua tutti magnifici sono i Lorenzi. Allora, Lorenzo Benvenuti è un tecnico sopraffino che in questo momento è in campo. Come sapete, la giornata della precisione, dell'irrigazione di precisione, è sostanzialmente anche un momento di grande divulgazione, di grande presentazione da parte delle aziende, ecco, delle loro innovazioni, dei loro prodotti più avanzati da questo punto di vista. Quindi noi abbiamo una serie, ecco, lo vedete inquadrato in questo momento, noi abbiamo una serie di realtà presenti. Quindi Lorenzo Benvenuti, grazie di essere qui. Lorenzo Benvenuti è un grande tecnico, un esperto, è un agronomo, è un divulgatore, quindi ci avvaliamo di lui perché è una brava persona ed è molto capace. A te la linea, prego.